Missili che hanno ucciso 2 persone in Polonia, il mondo sul baratro di una guerra totale. A Bihać, dove inizia la rotta dei Balcani, il lavoro dei volontari italiani per gli immigrati bloccati in Bosnia. La miniera di carbone di Turów, una bomba ecologica che divide Polonia e Repubblica Ceca. Victoria Lomasco, l'artista russa che con le sue opere si oppone a Putin, in mostra a Brescia. In Albania archeologi, urbanisti ed ecologisti si oppongono ai progetti per la privatizzazione del parco di Butrinto. Il mondo per alcune ore ha trattenuto il fiato. La paura era vera. Un missile ha colpito una fattoria in Polonia al confine con l'Ucraina e ucciso 2 persone. Se fosse stato un proiettile russo e se fosse stato sparato intenzionalmente, la Polonia e con lei tutta la NATO erano in guerra con la Russia di Putin. Tutti hanno mantenuto i nervi saldi e hanno accettato la spiegazione che il missile è stato sparato dalla contraerea ucraina. Joe Biden da subito ha gettato acqua sul fuoco, non ha inasprito la polemica con la Russia. La linea strategica degli Stati Uniti negli ultimi tempi è stata quella di cercare una tregua. Questo si evince chiaramente dalle dichiarazioni del capo degli Stati Maggiori riuniti e anche dal fatto che a Ankara per alcuni giorni si è svolto una serie di incontri diplomatici riservati tra il direttore della CIA William Burns e il responsabile del servizio segreto estero russo. La risposta così dura, un bombardamento a tappeto così forte come quello che ha provocato l'incidente polacco era inaspettata, ma il presidente Biden ha cercato di buttare acqua sul fuoco. Non ha mobilitato la NATO, non ha mobilitato i paesi vicini. Il segnale è ancora chiaro. L'America attende ancora le nuove informazioni dell'intelligence, ma con molta probabilità non ha ancora abbandonato l'idea di una tregua autunnale, un cessate il fuoco che possano poi portare a dei negoziati più consistenti. A Istanbul una bomba ha ucciso 8 persone. La polizia turca ha arrestato l'attentatrice, una giovane curda che avrebbe confessato. Erdogan per l'attentato ha accusato il PKK e i curdi del Rojava, lo stato dei curdi della Siria, che hanno combattuto l'ISIS che era invece appoggiata da Erdogan. Un'invasione turca da molto tempo preannunciata. Erdogan tenterà sicuramente di sfruttare dal punto di vista della sicurezza della Turchia di riportare il confine con la Siria sotto controllo, assicurando un territorio nel quale cercare di portare i 3 milioni di profughi e le truppe turche a presidiare il confine. Certo, questo può essere un passo con aspetti positivi per Erdogan, ma anche molto azzardato. A giugno vi sono le elezioni in Turchia e si presentano piuttosto difficili e un'azione di questo tipo potrebbe minare l'immagine che Erdogan ha tentato di crearsi in questi mesi come leader mondiale della pace e mediatore nella trattativa di guerra con l'Ucraina, mettendo quindi così veramente in forse delle elezioni del prossimo anno che si presentano per lui già sufficientemente in salita. Una situazione drammatica in cui l'aggressione di Putin contro l'Ucraina potrebbe tracimare in un conflitto più vasto, dando anche spazio alle mire espansioniste di Erdogan nel Levante, la guerra mondiale di cui parla Bergoglio. La pace è possibile, non rassegniamoci alla guerra. Il rosone e la strombatura del portale rivelano che questo edificio sacro, la Fethiya Jamia, prima di essere una moschea era una chiesa. Bihać, Bosnia nord-occidentale, confine con la Croazia, i Balcani trasudano storia, ma la città attraversata dalla Una, il fiume di Smeraldo,
oggi non è conosciuta per il suo patrimonio culturale, ma come uno degli snodi principali delle rotte balcaniche dei migranti. Di notte, vicino allo stadio del Jedinstvo, i taxi dei trafficanti caricano chi ha soldi sufficienti per provare a passare il confine senza rischiare i campi minati e le attenzioni delle guardie croate. Gli altri si attrezzano per passare la notte. Stai cercando di andare in Italia? Sì. Come farai? Non lo so. Già cammino da Turchia fino a qua da piedi. Da 5-6 giorni cammino e dormo in montagna, dormo in strada. Gli operatori dell'IPSIA, la ONG italiana che è presente in Bosnia dai tempi delle guerre degli anni 90, hanno visto la rotta balcanica cambiare sotto i loro occhi. Ci sono reti internazionali che partono dai paesi di origine e arrivano al paese di destinazione, che appunto fanno muovere le persone come se fossero delle pedine di questo gioco, come lo chiamano loro. Chi ha i soldi per pagare i trafficanti e quindi prende dei passaggi su auto, furgoni o dentro i camion, ci mette a volte anche 3 giorni da Bihać, altrimenti a piedi sono sempre quelle 2 settimane, 20 giorni di cammino in condizioni difficilissime. In passato a Bihać la presenza di grandi numeri di migranti ha creato tensioni. Oggi le ONG hanno avviato attività rivolte non solo alle persone in transito, ma anche ai giovani che vivono questi luoghi di frontiera. Questa palestra è stata costruita per le persone di Bihać, ma coinvolgeremo anche persone migranti, minori, facendo attività con loro, piuttosto che persone della comunità rom. Un rapporto complicato quello fra i ragazzi di qui e i migranti che attraversano la loro città. Nella palestra aperta dalle chiese evangeliche si intrecciano storie diverse. Anch'io sono stata una profuga in Germania per 6 anni. Non potrò mai ringraziare abbastanza la Germania per avermi accolta. Sono andata a scuola, ho imparato la lingua, poi quando la guerra è finita siamo tornati a casa. Qui ci sono persone che augurano il meglio ai migranti e gente che vede la loro presenza come una disgrazia. Ma io dico che nessuno scappa perché gli piace farlo. In città il lavoro manca e l'emigrazione verso la Germania continua, ma sono molti che la pensano come Nirvana. Quando agli inizi della rotta balcanica i migranti si sono accampati nel Dom Pensionera, a pochi metri dal suo negozio, Hassim ha cominciato a raccogliere scarpe, coperte, vestiti. Gli indiani lo hanno soprannominato Baba Hassim. Per loro era diventato come un padre. Ho fatto la guerra 30 anni fa, so cos'è la miseria, la fame, so cosa significa dover dormire fuori. Sono anche stato fatto prigioniero. In quel periodo pregavo che qualcuno mi regalasse un pezzo di pane. Ho provato a mettermi nei loro panni e ho deciso di aiutarli. A 1 chilometro dal centro, nel campo di Borici, vengono ospitate le famiglie, donne, bambini. Il campo può ospitare fino a 580 persone. Ci sono medici, psicologi, anche le volontarie del servizio civile che animano il Social Café dell'IPSIA. Il Social Café è proprio un insieme di lingue più diverse e immaginabili. La maggior parte delle persone con cui entriamo in contatto vengono dall'Afghanistan ultimamente e sono arrivate moltissime famiglie e single man anche dal Burundi. Alcuni migranti arrivano a Belgrado in aereo. La Serbia ha una politica dei visti diversa dai paesi dell'Unione. Poi proseguono in autobus o a piedi. Qualcuno decide di restare in Bosnia. Mi trovo bene, sono stato accolto, ho deciso di chiedere asilo qui. Arrivare in Serbia in aereo però non apre le porte del paradiso. Nel gioco crudele delle migrazioni non rispetta le leggi né chi cerca di passare né chi lo respinge. Vincono solo i trafficanti. Ci hanno rubato tutto quando abbiamo provato a passare la frontiera, i cellulari, le borse, i passaporti, la polizia croata. So che abbiamo fatto una cosa illegale, ma anche loro. Avere un documento è un diritto, loro ci hanno rubato tutto. La Slovenia ha per la prima volta una donna presidente, candidata indipendente, avvocato, giornalista, conosciuta soprattutto per il suo impegno a difesa dei diritti civili. Nel ballottaggio ha battuto nettamente il candidato conservatore Anže Logar. La nuova presidente è stata scelta dal 54% dei votanti. Nataša Pirc-Musar il 23 dicembre subentrerà a Borut Pahor, giunto al secondo e ultimo mandato. Una curiosità: tra i clienti difesi da Pirc-Musar durante la sua attività di avvocato c'è anche la ex First Lady statunitense Melania Trump.
casa di Milan Starec e della sua famiglia è l'ultima abitazione prima del confine con la Polonia, nella regione ceca di Liberec, un centinaio di chilometri a nord di Praga. Dal suo giardino si vedono le cave della miniera di Turów, in Polonia, da cui si estrae lignite, un carbone di bassa qualità pieno di zolfo che alimenta la centrale elettrica annessa. Starec e i suoi vicini di casa lottano da anni contro la miniera e contro il progetto polacco di espanderla sempre più vicino alle loro proprietà. I lavori di scavo creano un costante rumore di sottofondo e generano polvere nell'area, ma il problema più grave è che risucchiano l'acqua delle falde che alimentano questa zona della Repubblica Ceca. Il problema è che la miniera è profonda 300 metri, più delle risorse idriche sotterranee, e quindi le attira e prosciuga le falde. La gente qui deve usare l'acqua con molta cautela, per esempio le famiglie si alternano per fare la doccia, hanno dei piani che dicono quando si possono lavare e quando no, oppure hanno delle vasche per l'acqua piovana che usano per esempio per lavare i vestiti. La casa di Milan Starec e quelle dei villaggi vicini si ritrovano al centro di una controversia tra Polonia e Repubblica Ceca, cominciata 2 anni fa, quando le autorità polacche hanno esteso i permessi di estrazione e di ampliamento della miniera. Nel 2021 la Repubblica Ceca ha portato la Polonia di fronte alla Corte di Giustizia europea per i danni che la miniera stava provocando e ha vinto la causa. La Corte ha ordinato la cessazione immediata dello sfruttamento di Turów e condannato la Polonia a pagare una multa di €500.000 per ogni giorno di attività di estrazione. Ma la Polonia non ha mai fermato Turów. Significherebbe fare a meno di un impianto inquinante e datato, ma che produce l'8% di tutto il suo fabbisogno di elettricità e dà lavoro a circa 5.500 persone. I due paesi perciò, seppur alleati nel blocco di Visegrad, hanno continuato la loro guerra su Turów, fino allo scorso febbraio, quando il primo ministro ceco Fiala e il suo omologo polacco Morawiecki, in visita a Praga, hanno firmato un accordo di 5 anni. La Polonia continuerà ad ampliare il sito, ma garantirà il monitoraggio di parametri come acqua, polvere e rumore. Un muro sotterraneo impedirà che l'acqua ceca fluisca verso la miniera e un sistema di canalizzazioni garantirà l'approvvigionamento ai villaggi di Liberec. La Repubblica Ceca ha ritirato la causa di fronte alla Corte di Giustizia europea. Il governatore di Liberec, che abbiamo incontrato nella sede della regione, si dice soddisfatto dell'accordo. Non avremmo guadagnato nulla per i cittadini continuando la disputa. Così invece abbiamo ottenuto la possibilità di verificare questi parametri ambientali e 40 milioni di euro, con cui costruire condutture sostitutive per gli abitanti della zona, che quindi possono continuare a vivere nelle loro proprietà. Sono previste anche delle clausole che si possono applicare in caso la Polonia non rispetti questi accordi. Per la Repubblica Ceca si tratta comunque di un compromesso, visto che la miniera continuerà ad allargarsi. Nell'autunno 2021 nel paese ci sono state le elezioni e il governo è cambiato. Il primo ministro Babiš è stato sostituito da Fiala, che ha deciso di risolvere la questione con la diplomazia, perché ha realizzato che la Polonia vuole proseguire l'estrazione a Turów a tutti i costi. I villaggi di Liberec avrebbero continuato ad avere la polvere e a non avere l'acqua. Nei prossimi 2 anni sarà chiaro se gli accordi funzioneranno e se la Polonia realizzerà quanto promesso. La Commissione europea attende ancora il pagamento della multa da parte della Polonia. I cittadini della regione di Liberec restano tuttora con il dubbio se il sistema di canalizzazioni sarà effettivamente realizzato e in che tempi. Intanto le torri della centrale continuano a fumare, mentre ai loro lati si innalzano decine di pale eoliche a indicare la direzione per l'energia del futuro. L'ultima opera l'ha appesa il giorno dell'inaugurazione. Vittoria Lomasco, artista dissidente russa, a Brescia al Museo di Santa Giulia, ha raccontato in 5 passi gli ultimi mesi di vita, dall'isolamento alla fuga dalla Russia dopo lo scoppio della guerra,
poi l'esilio, la vergogna e infine l'umanità. Purtroppo io mi ritrovo ad avere un passaporto russo, sono russa, ma per me la cosa più importante ora è che sono un autore e voglio lavorare per tutta l'umanità. I pannelli dipinti a Brescia, accanto alle opere già esposte nei musei e a quelle uscite fortunosamente dalla Russia nella valigia di un consolato straniero. L'unica cosa che si può voler fare in questo paese orribile è semplicemente scappare e lasciare questa prigione. Artista per vocazione e figlia d'arte, dal reportage grafico quasi fumettistico all'illustrazione, i colori e il tratto che il padre impiegava, disprezzandola per la propaganda, Vittoria li usa per raccontare la realtà. La Russia di adesso mi ricorda moltissimo l'Unione Sovietica, il paese della mia infanzia, un paese chiuso che rendeva tutti noi isolati, dove la polizia può fare quello che vuole della vita dei cittadini. Ultima artista sovietica si definisce, ma colpisce i simboli della tradizione, artista dissidente, ma che ripercorre il cammino di tanti connazionali prima di lei. Definirsi artista sovietico non vuol dire condividere gli ideali del tempo, vuol dire semplicemente riflettere su quel periodo, e bisogna anche notare che durante tutto il periodo sovietico non c'è stato soltanto l'arte ufficiale, ma c'è stata anche l'arte vietata, l'arte nascosta, l'arte proibita. A Brescia ha vissuto per un mese tra il corridoio del Museo di Santa Giulia, trasformato in atelier, e il centro storico della città. A suo agio finalmente, dopo i mesi difficili, identificato con un Oriente che l'Occidente fatica a capire, ancor più con la guerra. Il problema è che tantissima gente si sente in una vera e propria trappola, e dall'altra vede come il mondo occidentale si è chiuso completamente nei confronti dei cittadini russi. Dopo Zeradone e Badiuzzao, Vittoria Lomasco è la terza artista dissidente ad esporre al Museo di Santa Giulia. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Fondazione Brescia Musei e il Festival della Pace Cittadino. La vera arte ha questa capacità di filtrare i sentimenti, separando i sentimenti dell'odio, e questo è il contributo più grande al Festival della Pace. La curatrice della mostra di Lomasco candida la città a residenza protetta per artisti dissidenti. È più quello che loro ci portano che quello che noi diamo, e credo che Brescia sia una città pronta a questo. A 3 anni ho preso un pennello, ho incominciato a dipingere, e poi ho preso una biro, una penna e ho incominciato a scrivere, e non mi fermerò fino a che non morirò. L'estremo sud dell'Albania è la zona turisticamente più sviluppata del paese. Le bianche spiagge di Saranda e Ksamil che sfumano nelle acque turchesi dello Ionio, e soprattutto il Parco Nazionale di Butrinto, dichiarato patrimonio UNESCO nel 1992. Un magnifico promontorio boscoso situato proprio di fronte allo stretto di Corfù. Un parco che contiene grandi tesori archeologici come il teatro Il Tempio di Esculapio o il battistero paleocristiano, e tesori naturali con una grande varietà di animali e di piante, tanto che nel 2003 l'area è stata proclamata zona umida Samsar di importanza internazionale. Tutto questo potrebbe essere messo a rischio dalla decisione del governo di Edi Rama di affidare la gestione del parco alla Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo, decisione contestata dai partiti di opposizione che hanno presentato un ricorso alla Corte Costituzionale albanese. Il problema di Butrinto ora riguarda soprattutto il management. Il Parlamento ha approvato una legge che affida la gestione del parco ad una fondazione privata straniera. Il parco di Butrinto è il più grande e importante del paese, e questo è un punto che molti archeologi e studiosi albanesi non possono accettare. E c'è un altro problema. Una parte del parco sarà esclusa dalla protezione. È una decisione presa dal governo nel gennaio di quest'anno, quella di escludere 800 ettari del parco dalla zona protetta. Questa è la ragione per la quale io ho lavorato per anni come direttore del parco, proteggerlo dalla speculazione e dallo sviluppo di villaggi turistici. Ora invece già 2 villaggi stanno per essere realizzati nella zona non più sottoposta a tutela.
È opportuno precisare che l'area tutelata come patrimonio UNESCO ammonta a circa 2.900 ettari ed è circondata da una zona cuscinetto più ampia, mentre l'intero parco è esteso 9.000 ettari. Certo è che a Ksamil e nella baia di Manastir sono previsti investimenti in villaggi turistici per oltre 28 milioni di euro. Siamo quindi andati a chiedere una replica alla ministra della Cultura Evla Margariti. Noi non vediamo valori né archeologici né del patrimonio culturale su un layer già ormai invaso del territorio, ed è quello che è successo nel caso di Ksamil, che è una zona totalmente urbanizzata, che purtroppo nei primi anni dopo la dittatura, con un'invasione diciamo di edifici senza nessun permesso per costruire. Alcuni ambientalisti contestano l'affidamento della gestione del parco archeologico di Butrinto ad una fondazione privata, la Fondazione Albanese Americana per lo Sviluppo. Non è un'entità privata, una fondazione che viene presieduta dal Ministro della Cultura. Il partner che è il Fondo Americano Albanese per Sviluppo è uno dei partner. In questo momento siamo nella open call internazionale per il nuovo direttore del parco. Abbiamo un numero altissimo di partecipanti e quindi sono contenta, vuol dire che in qualche modo Butrinto con questa nuova mossa ha messo più luce, più visibilità in tutta l'arena internazionale.